Un utile servizio per chi visita la città murata e i dintorni con il proprio camper. Montagnana si attrezza di una nuova area di sosta per i camper, adeguata agli attuali standard qualitativi e di servizi, a 2 passi dalle mura medievali. È stato un pensiero carino rispetto nei nostri riguardi, perché comunque c'era già, ma questa è molto più bellina. L'inaugurazione è avvenuta il 27 settembre scorso alla presenza di un folto gruppo di camperisti provenienti da tutta Italia. Montagnana oggi si arricchisce di una nuova struttura per ospitare il suo turista. Oltre a tutte le altre iniziative, abbiamo già detto nel passato, un crocevia di manifestazioni, iniziative varie. Oggi, sotto profilo strutturale, stiamo offrendo un'area sosta camper, una nuova realtà realizzata con i nuovi sistemi di sostenibilità. Stiamo parlando di illuminazione, stiamo parlando di area verde, stiamo parlando proprio di impianti dedicati ai camperisti. Pertanto, se già fino ad oggi Montagnana era di attrazione e di interesse per questo tipo di turismo importante a livello nazionale, a livello mondiale, ma per Montagnana ancora di più adesso diventa polo di attrazione. Quest'area è collocata non a caso alle spalle dell'Ostello della Gioventù. Un'area, anche questa, che dedica ai suoi turisti un particolare interesse, dove possono trovare già dei servizi dedicati ai camperisti, ma dove nel prossimo futuro immediato troveremo una forma di gestione collegata in modo tale che possa essere ancora più, se possibile, sorvegliata e possa offrire maggiori servizi. Siamo poi a ridosso della cinta muraria, pertanto basta solamente collocare il camper e a piedi si raggiunge il centro storico. Montagnana, dal 2003 città bandiera arancione del Touring Club italiano, si appresta così a divenire ancor di più meta turistica e, data la sua posizione strategica fra le province di Padova, Verona e Rovigo, uno dei punti di partenza per il turismo dell'area.